Buongiorno amici e amiche amanti del calcio giovanile, qui da Sportisi vi presentiamo il match tra Cus Palermo e Trapani. Una partita valevole per l'8ª giornata di campionato, Under 17 allievi regionali del campionato. Una sfida che presenta due squadre molto importanti, guardiamo subito infatti la classifica, con la squadra di casa del Cus Palermo al momento a punteggio pieno, 7 vittorie su 7, insomma una squadra che ha bastito una serie di vittorie abbastanza importanti questo inizio di campionato. L'altra parte anche il Trapani comunque al terzo posto con 18 punti, infatti sono soltanto 3 i punti di distanza tra le due squadre. Adesso guardiamo anche la statistica dei gol fatti e dei gol subiti, potrebbero dare anche una sorta di pronostico, in quanto il Cus Palermo al momento è il secondo migliore attacco, 25 i gol fatti, e l'altra parte invece un attacco quello del Trapani che non è molto giudizio perché ha fatto 16 gol, ma soprattutto l'aspetto migliore della squadra di Trapani è quello della difesa, in quanto sono soltanto 5 i gol subiti contro invece i 9 del Cus Palermo. Dovrebbe essere un mismatch subito dalla partita, perché vediamo un secondo miglior attacco contro la miglior difesa, insomma una sfida che si prospetta spumeggiante. Adesso foto di rito per il Trapani, il Cus Palermo già si schiera in campo, nella zona media del campo, col direttore di gara già posizionato, si attende soltanto la squadra ospite, con il tecnico sempre abbastanza concentrato sul match. I difensori stanno contenendo il loro riscaldamento, una formazione subito molto offensiva perché vediamo il classico schema, probabilmente tenteranno la sventagliata offensiva con il lancio alla difesa, che sono praticamente tutti avanti, quelli del Cus Palermo che inizieranno con il possesso per loro questo match. Anche il Trapani si sta caricando, sa quanto possa essere importante questo match. Vi faccio vedere questo bellissimo momento, il famoso circle time, quindi con le urla da parte della squadra ospite che vorrà fare il risultato oggi in campo, ma è molto complicato contro una squadra che al momento sembra imbattibile, 7 vittorie su 7, insomma un inizio perfetto. State soltanto il fischio di direttore di gara con l'arbitro che sta guardando il cronometro. Adesso soltanto il suo fischio, portieri pronti, e inizierà questo match con il possesso palla con gli attaccanti, e inizia la partita con il primo possesso per il Cus Palermo. Teresi per Aiello, lancio offensivo con la testa lontana il difensore, poi mette giù Di Matteo, lo scontro con il suo avversario, poi il rilancio in avanti. Ci ha provato Ettari con questa palla un po' offensiva, pallone che termina fuori anche di molto. Liga si riparte da dietro, in 30 secondi hanno visto il Trapani provare un'azione, ma poi hanno gettato la palla in malo modo. Il dribbling offensivo, poi la chiusura a centrocampo, poi ripartire l'attaccante, ha mucciato, allarga il gioco, cerca l'inserimento, poi chiude benissimo in anticipo Randazzo sul portiere Di Salvo, che poggia subito la palla al compagno e può ripartire il Cus. Teresi sta giocando come vertice basso, poi il gioco viene allargato, c'è largo anche il Randazzo, vediamo se viene servito adesso. Si invece dall'altra parte, Liga cerca la sventata a sinistra, poi colpo di testa, lotta il numero 10 Chiarello, poi la stessa palla che torna con formazione granata, poi col colpo di testa e ancora una volta il contrasto offensivo. Messina cerca di fare scattare Rammacca, ma questo pallone non arriva nei piedi del numero 8 che sta facendo un buon inserimento. Poi c'è anche Rosato con la 9 che ha tentato di pressare la difesa trapanese, ma senza riuscirci. Poi il pestone probabilmente subito da Bernardo Ettari, che viene subito stanziato con il primo calcio di punizione dopo quasi 2 minuti di match. Bilancio offensivo, viene cercato l'inserimento di Di Matteo, ma chiude benissimo Di Salvo in anticipo e fa scattare il Randazzo, che adesso ha lo spazio sulla destra. Ottima la sua velocità, vedi i compagni. Rosato, appoggio dietro, poi Messina, Rammacca, Aiello sbaglia qui il passaggio col mancino, poi si complica la vita tentando anche un tackle difensivo, ma viene fermato e contropiede del Trapani che fa correre Di Matteo. C'è però in anticipo Liga che fa una buona chiusura, poi non vuole rischiare, getta la palla fuori. Si è voluto prendere la responsabilità di uscire palla al piede. È effettivamente una posizione abbastanza complicata, seppur comunque defilata.
Bongiovanni sul punto di battuta, rimessa con le mani, cerca i compagni lì davanti. Di Matteo l'aggancio, viene fronteggiato da Randazzo che non lo fa girare. Sarà dunque rimessa laterale ancora per il Trapani, che comunque non ha iniziato male il suo match, sta facendo vedere una buona trama offensiva. Qui l'aggancio sbagliato invece parte dell'attaccante Ammucciato, forse anche un po' con il mestiere tallonato dietro da Aiello. Di Salvo larga il gioco, adesso Liga, c'è sempre largo Randazzo che però non viene servito, poi la finta su Ammucciato e si torna ancora dietro, giro palla difensivo con Aiello per le finte, palla di ritorno ottima da parte di Chiarello, l'azione offensiva da parte del Cus. Adesso può vedere la porta, cerca il compagno Rosato, calcia verso la porta, poi deviazione di Rammacca che però è anche in posizione di fuorigioco, calcia verso la porta, fa gol, ma comunque il gioco era fermo. Qui buona trama offensiva con il Rosato che ha calciato, ha avuto tutto il tempo per trovare la porta, poi trova invece il compagno ma in posizione comunque di offside. L'anticipo ottimo di Liga, qui esce palla a piede benissimo, viene chiuso dall'ottimo intervento difensivo da parte di Alessandro Novara. Questo scontro tra numero 4 e numero 6, poi con la testa Trapani riparte da dietro. L'azione al momento più importante della partita è stata proprio quella del Cus qualche istante fa, con il tiro di Rosato, poi la deviazione di Rammacca che ha tentato di deviare questo pallone un po' con furbizia, ma il fuorigioco non era dalla sua parte. Batte la Commare dietro su Novara. Bongiovanni, la pressione della formazione del Cus. Di Matteo rientra sul destro, poi cambia gioco, non è buonissima idea, ma Di Salvo in anticipo blocca e nega l'azione. Si riparte con Liga adesso. C'è come sempre Randazzo molto largo sulla destra, poi tenta di accorciare Teresi, ma si ritorna da Aiello. Va incontro, poi Teresi allarga il gioco molto bene su Randazzo che adesso può partire con la sua velocità, poi cerca al centro Rosato, il tocco ottimo col destro, poi quasi per aggiustarsi per calciare col mancino, ma l'ottima chiusura della difesa del Trapani comunque gli nega l'occasione. Sarà invece calcio d'angolo e adesso il primo corner dopo 5 minuti. Questa potrebbe essere subito un episodio della partita con il Cus che si trova in questa ottima posizione. Sul punto di battuta sembrerebbe essere Rammacca che adesso batterà questo calcio d'angolo. Alza le mani, forse a chiamare uno schema Rammacca, cross al centro, si cerca il colpo di testa che viene però allontanato nella mischia e poi Randazzo in anticipo, allontana anche lui la palla. Non vuole rischiare nulla il Cus, sa che oggi può essere una partita molto importante anche per i risultati del campionato, in quanto sono 7 le vittorie consecutive. La partita oggi vinta potrebbe significare veramente dare una grande scossa al campionato. Lo sa benissimo, infatti Randazzo che non ha voluto rischiare nulla, ha allontanato questa palla con la testa, poi Chiarello ancora una volta la mette fuori. Trapani comunque sembra essere in partita. Baiata cerca Ammucciato, poi lo scontro contro Chiarello, riesce a tenerlo lontano, poi con la finta col sinistro, qui con la sola addirittura quasi fosse il futsal, addirittura il tunnel tentato ai danni del suo avversario, ma non passa. Adesso Rammacca tutto il campo, può prenderselo, vede sulla destra il compagno, lo serve col tacco, ottimo qui la giocata e il disimpegno da parte di Messina che si appoggia a Randazzo e poi riparte. Rammacca, c'è l'inserimento di Rosato, poi lo scontro con Ettari. Questo match tra numero 8 e numero 10 viene vinto al momento dal numero 10 del Trapani. Ha fatto qui una buonissima chiusura anche in fase difensiva. Si sta accendendo qui Rammacca. Sarà invece calcio di punizione per il Trapani. La posizione è comunque difensiva. Si cerca le torri lì davanti, si va da Di Matteo con la testa, la tocca lui, poi Liga in anticipo, in scivolata, perfetto qui il suo intervento, e il secondo su quella posizione con Randazzo che va molto spesso avanti e lui che è costretto un po' gli straordinari con Ammucciato e comunque si muove veramente tantissimo. Sarà rimessa laterale intanto con il pallone che è terminato fuori, ma si ripartirà con le mani. Ammucciato prova a girarsi, non lo fa girare invece Teresi. Adesso rimessa con Bongiovanni,
cerca di farsi vedere Ettari, ma non lo serve. Ma dall'altra parte Di Matteo, lei finte, cerca ancora Bongiovanni, ma il loro scontro non li ha favoriti. Sarà invece rimessa dal fondo per il Cus Palermo, forse rimessa laterale, vediamo dove è uscita la palla. Sarà invece no, rimessa laterale con Randazzo che si incarica lui di battere, accorcia Teresi, ma il diretto di gara invece cambia, no, dice di andare leggermente più indietro. Poi rischia tantissimo qui Liga sul tocco verso Randazzo, che è l'ultima a toccare. Sarà dunque rimessa laterale per il Trapani con Ammucciato che adesso serve la palla a Bongiovanni, cioè dentro l'area Di Matteo. Ammucciato invece è un po' più in posizione di filata. Ettari, ottimo qui Rammacca, la pressione, e poi di Ettari che conquista anche la rimessa laterale della squadra di Casa. Non sembra essere d'accordo con la decisione di Teo Di Gara, che invece sembra molto sicuro di sé. Messa con le mani Bongiovanni sul punto di battuta, accorcia Ammucciato, sempre un ottimo lavoro di sponda. Poi Rammacca, dato addosso al suo avversario, guadagnando anche la rimessa dal fondo con Di Salvo sul punto di battuta. Battuta corta, Teresi qui si è andato a prendere questa palla da vertice basso, vuole essere lui il primo possessore della palla, va incontro Chiarello. Aiello, adesso Liga, c'è sempre molto largo Randazzo, poi si scambia di posizione con Messina. Questo diventa uno schema da parte della formazione. Poi il rilancio in avanti aveva tentato con l'addome quasi di agganciarla al volo Piazzese, ma il suo controllo comunque buono, è stato poi fermato dall'ottima diagonale difensiva di Boiata. Sarà invece calcio d'angolo, il secondo della partita. Il primo è stato battuto proprio da Rammacca, che adesso andrà ancora una volta sul punto di battuta. Dentro l'area praticamente tutti, rimangono fuori Randazzo e Liga, che non salteranno probabilmente per forse timore di un contropiede della formazione ospite, che potrebbe attaccare comunque. Forse uno schema, Rammacca al centro, poi la chiusura da parte del portiere con i pugni, ma è ancora corner. Ottimo qui l'intervento da parte di Beninvegna, che ha negato il corner alla squadra di casa, che adesso ribatte nuovamente. Ancora Beninvegna, va giù e allunga questa palla verso il secondo palo, mette ancora in calcio d'angolo, si batterà, ma dall'altra parte sempre Rammacca dovrà farsi le corse per battere questo quarto calcio d'angolo. Dopo soltanto 10 minuti sono già 4 i corner, fa capire anche quanto la squadra di casa voglia ottenere questa vittoria. Lo vuole fare anche puntando sui calci piazzati come il calcio d'angolo. Posiziona la palla il numero 8, chiama probabilmente l'ennesimo schema, questa volta basso, poi col tacco, la deviazione con il ginocchio, addirittura parte di Messina se non abbia visto male. Poi le rimessa palla al centro per Rosato, attraversa tutta l'area di rigore, poi Boiata allontana, mette nuovamente sul possesso del Cus Palermo, che continua il suo assedio. Nuovo calcio d'angolo, sempre Rammacca che sta facendo praticamente avanti e indietro dalle postazioni del calcio d'angolo, sia a destra che a sinistra, li batte tutti lui. Ho visto in precedenza un ottimo schema con una palla bassa per il colpo di tacco di Messina, che però è stato molto sfortunato con l'ottima copertura da parte della difesa, o forse addirittura di un suo compagno. Rammacca questa volta alza la palla per Beninvegna, che blocca addirittura, ma c'era Rosato comunque pronto a intervenire, si rilancia in avanti. Può ripartire il Trapani con la velocità dei suoi giocatori offensivi. Contropiede, si cerca al centro, ma chiude il Randazzo con l'esterno, poi il colpo di testa. Ettari si rimane sempre lì, alza la palla, vede l'inserimento di Ammucciato che adesso si allarga sulla destra, lo insegue Liga, le finte col mancino, riesce comunque a passare la palla, poi palla a rimorchio che può favorire l'intervento del giocatore del Trapani, ma ottima la scivolata da parte di Aiello, che dice di no. Poi col mancino la conclusione, ecco, è Di Salvo, ci mette la mano. Forse è stata una deviazione? No, nessuna deviazione. Palla è terminata fuori, ma Di Salvo comunque si era gettato bene su questa palla. Adesso l'occasione più importante è arrivata proprio per la squadra granata, dopo un assedio da parte del Cus Palermo. Il primo tiro vero della partita, una conclusione ottima, ma che comunque non ha sortito nessun effetto. Liga, Teresi sempre centrale nel gioco del Cus Palermo, si fa prendere molto spesso la palla dai difensori centrali, poi l'amministra lui. Piazzese, Liga che ha ricevuto da Aiello, adesso può partire con grande velocità qui, la buona incursione.
Messina entra sul sinistro, può calciare, poi vede l'inserimento del compagno, il filo del fuorigioco, ha provato l'inserimento con questo pallone a tagliare, ma ottima la copertura da parte della di casa. Aiello. Liga molto libero di inventare, ma si appoggia questa volta da Randazzo. Cerca lungolinea, Messina l'aggancio, poi chiude Bongiovanni. Probabilmente sarà un match che vedremo per tutta la partita, questo tra Bongiovanni e Messina, con il numero 11 del CUS che ho già puntato diverse volte. Randazzo rammacca, viene tallonato, ma riesce comunque a crossare, poi allontana la difesa, mette giù Messina, ancora il rimpallo, poi le urla di dolore da parte del giocatore del Trapani, ma tutto regolare. Poi la palla forse viene messa fuori, infatti è così. Ha ricevuto una botta Ilari, vice capitano del Trapani, in questo contrasto con Messina che cercava la palla, poi forse l'ha preso. Vittorio Gara però non ha sanzionato il fallo. Dopo qualche secondo si può ripartire con il Trapani che probabilmente ridarà la palla. Bongiovanni la scarica dietro e poi palla restituita. Applausi anche da parte del tecnico del CUS Palermo. Si parte da Di Salvo, adesso c'è accanto Liga ma non lo serve, Aiello. Avanza diversi metri, poi scarica sul Liga. Finta e poi ritorna dietro dal compagno, dal suo compagno di reparto. Maniscalco cerca il compagno, poi il pallone inizialmente sembrava ottimo per Rossato, poi forse ha aumentato la velocità del pallone. Bongiovanni sulla fascia sinistra, punta Rammacca, lo supera, grande qui la giocata di Bongiovanni che poi vede Di Matteo, c'è Ammucciato, non riesce a servire perché fa un grande lavoro qui difensivo Lega che sta giocando benissimo al momento, poi casca giù, calcio di punizione, applausi per lui. Non è d'accordo Ettari qui che ha lanciato pure la palla. Randazzo intanto, le finte, Liga al momento il migliore della sua squadra, ha fatto vedere diverse giocate propositive, nonostante il ruolo di difensore centrale, ha fatto vedere anche delle buone incursioni palla al piede. Poi Ilari allontana la palla a cercare Ammucciato, ma ancora una volta in anticipo. Poi è un'incomprensione qui di Liga e Di Salvo con il portiere che infatti dice al compagno forse di chiamarla prima. Aiello, Liga, si riparte il CUS 0-0 per chi si fosse sentenziato in questo istante. 15esimo minuto di gioco, risultato di parità. Abbiamo visto una buonissima occasione per il Trapani, per il CUS Palermo 0 tiri, ma comunque un gioco più propositivo, un assedio. Abbiamo visto infatti 5 corner al momento, ma nessuno è riuscito comunque a sortire qualcun tipo di effetto. Teresi allarga il gioco, Rammacca prova la giocata, poi viene fermato da Ettari, del calcio di punizione, fallo del numero 8. Si risistema il Trapani, ma risistema anche il CUS Palermo. Ettari centrale, buona l'incursione, poi cercato Ammucciato, poi Randazzo in anticipo, ottimo qui il suo intervento. Messina, le finte, poi con l'esterno molto elegante, si appoggia dietro da Liga che poi chiama in causa anche Aiello. Palla leggermente dietro per Maniscalco, col mancino trova Piazzese, le finte, prova ad accendersi il numero 7, viene fermato in scivolata dall'ottimo intervento della difesa del Trapani, poi con la suola la porta avanti. Piazzese si gira ancora, guarda la porta, potrebbe calciare, vediamo cosa fa, salta tutti, Piazzese, calcia Piazzese e la parata di Benimpegna. Questa è una buonissima giocata del numero 7, che ha fatto vedere perché porta quella maglia, giocata a rientrare col destro e poi ha calciato debolmente, ma questa comunque una buona giocata. Palla centrale, Aiello con l'addome addirittura l'aggancia, Piazzese sembra adesso essersi acceso il numero 7, si torna dietro comunque da Liga che può partire con le sue solite incursioni, rilancio in avanti, cerca i compagni, poi allontana ancora il Trapani che sembra essere molto chiuso, effettivamente la migliore difesa di questo campionato, soltanto 5 gol subiti, sta facendo vedere anche il perché. Teresi allo spazio,
non lo pressa nessuno, esce Ilari, poi cerca con questa smentita offensiva il compagno che lotta, riesce comunque a prenderla, e qui il direttore di gara ha guardato l'azione benissimo, ma ha visto un intervento regolare da parte del difensore, ci ha provato Rammacca qui con un pizzico di astuzia, ma niente da fare per questo intervento. Ettari prova a girarsi, lo pressa Chiarello, ma lui torna dietro saggiamente da Beninvegna e adesso fa ripartire il Trapani. Beninvegna, c'è Novara accanto, anche la Commare, ma lui va da Bongiovanni, alza questa palla complicata da mettere giù, infatti ha un po' di difficoltà, poi l'allontana, palla termina pure fuori, sarà dunque rimessa laterale con Randazzo sul punto di battuta, si fa vedere al centro Teresi, poi guadagna anche qualche metro di troppo. Col petto qui Rammacca ha provato un aggancio, c'era Ettari dietro di lui, stava tallonando, per dargli fastidio, infatti così è stato. Ilari allunga questa palla, l'aggancio, poi maniscalco, prova l'anticipo, poi si ferma ma prova comunque il tackle. Ilari col tacco esce benissimo qui dalla pressione, poi col mancino prova ad inventare, niente da fare, c'era l'inserimento da parte di Baiata, ma che comunque si era fermato, forse anche una posizione da rivedere. Qui ha Mucciato, ottimo il suo lavoro in fase di pressione, infatti commette anche fallo Teresi, che qui si è fatto sfuggire l'attaccante, si è messo davanti col corpo, poi è andato giù con un pizzico di astuzia e ha conquistato il calcio piazzato. Sul punto di battuta il numero 6 Ilari, guarda i compagni, sono quasi tutti al centro, prova infatti questo rilancio, ma quasi si trasforma in un tiro verso Di Salvo, che comunque controlla abilmente, lascia scorrere la palla e batterà questa rimessa dal fondo. Si è anche dissetato il portiere, probabilmente, come si vede anche dal campo, c'è tanto caldo, grande sole oggi a Palermo, nel campo del CUS. Maniscalco prova a servire Piazzese, anzi era Aiello a provare questo rilancio, questo è il numero 7, questa volta non aggancia bene, ma era una palla molto complicata, infatti la regala alle Trapani con Baiata. Fa vedere Ilari, ma non lo serve, ha Mucciato, va incontro alla palla, poi si appoggia sempre dal numero 2. Viene chiamato Ilari, Ettari, può partire lui, vede l'inserimento del compagno alle spalle di Maniscalco e chiude bene questa diagonale. E poi Aiello. Cercato Messina, qui buono l'aggancio, poi Bongiovanni si mette davanti col fisico e allontana ancora una volta. Sta sentendo comunque la pressione del numero 11, però si tocca la gamba, si tocca l'uscita femorale. L'anticipo di Ettari. Poi allontana ancora una volta Bongiovanni, che non bada mai allo stile, poi col petto la tocca Liga, ma comunque il possesso del Trapani, rilancio in avanti a cercare Di Matteo, chiude però in anticipo Aiello con l'uscita anche di Salvo, molto attento, poi serve subito Teresi e può ripartire il CUS. Maniscalco, anzi Piazzese, serve il compagno, palla al centro, prova a girarsi, Chiarello, Lefint, anzi Rosato, poi Rammacca, arriva lui sul pallone, si appoggia dietro, scarica su Teresi, c'è Randazzo largo, viene servito adesso, vediamo se crossa, vede invece largo Messina, finta col destro, vuole il sinistro, poi viene chiuso da due giocatori e rimane anche giù, tocca la gamba, poi in anticipo Ettari, ma poi ottimo qui il gesto da parte di Ammucciato, che decide di allontanare la palla, ha visto il compagno fuori. Risultato di 0-0, minuto 22 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante, partita molto bella, abbiamo visto non tanti tiri in realtà, ma delle buone trame offensive comunque, con le difese che stanno cercando di chiudere un po' tutto. Quella del Trapani effettivamente continua a essere la migliore difesa di questo campionato, invece il CUS Palermo è il secondo miglior attacco, quindi chissà che non si sblocchi proprio in questi minuti, magari nel primo tempo. Gioco al momento fermo per consentire
a Messina di rialzarsi, che infatti adesso sta camminando verso la panchina. Anche il tecnico sta approfittando di questo momento di pausa per dare le ultime indicazioni ai suoi ragazzi e poi anche per consentirgli di dissetarsi. Poi restituisce palla probabilmente il Rammacca, infatti fa così. La Commare esce palla al piede, vede l'inserimento dei compagni, infatti cerca in avanti lo scatto dietro le spalle di Maniscalco, è più veloce, poi lo sfida in dribbling destro-sinistro, lo salta, palla al centro col tacco, ci ha provato Di Matteo, una giocata molto complicata, forse avrebbe dovuto calciare con l'interno collo destro, invece ha tentato una giocata sicuramente leziosa ma anche stilisticamente più bella. Randazzo. Ok. Messina vede Chiarello, allarga il gioco. Piazzese può puntare la difesa, va sul sinistro, palla al centro, rosato l'aggancio, poi con sinistro va a controllarla ma non riesce a calciare 2 volte addirittura. Rammacca si appoggia dietro, vede il tiro da parte di Messina che non inquadra la porta ma ha fatto bene comunque a calciare. È un'azione insistita da parte del Cus Palermo che stava attaccando ma che non ha trovato la porta. Si riparte quindi rimessa dal fondo per il Trapani. Novara poi parte dalla difesa rischiando, poi sventagliata offensiva, vede l'inserimento di Ammucciato ma Di Salvo in anticipo, infatti va dietro e blocca questa palla. Aiello, Teresi si appoggia sempre dal numero 4, poi largo a destra c'è Messina che viene servito ora. L'aggancio, ottimo qui l'aggancio, poi l'intervento di Bongiovanni, abbiamo già detto, un mismatch di questa partita, questo scontro tra il numero 11 e il numero 3. Al momento Messina sembra leggermente in vantaggio, ma ancora c'è tantissimo tempo. Prova a metterla giù, Rosato, la scivolata perfetta da parte di Novara che esce benissimo, poi lancia nuovamente il compagno che però questa volta non parte, infatti è facile preda della squadra di casa con Aiello. Solito lancio per Piazzese. Sei venuto da queste banche. Le finte. Vuole l'interno, poi salta 2 avversari, addirittura pure 3, poi casca giù. Tutto regolare, tutto si continua, quindi per il Trapani che allontana questa palla. Ammucciato, prova a metterla giù. Il controllo. E poi commette anche fallo su Rammacca che aveva raddoppiato benissimo dopo l'intervento di Liga. Teresi. Per Piazzese, prova questo aggancio molto complicato con il sinistro a seguire, poi ci vedremo anche una grande giocata ma la palla era comunque fuori. Si ripartirà dunque con questa rimessa dal fondo per il Trapani. Batterà Ferdinando Beninvegna. La Commare. Novara guadagna qualche metro, poi rilancio offensivo, ancora una volta cercare Ammucciato. Stanno cercando molto spesso questa giocata con Novara che col mancino cerca il rilancio offensivo ma facile preda comunque dei 2 difensori centrali, Aiello e Liga. Sbaglia qui il tocco, poi è un po' fortunato anche Randazzo dopo il passaggio non ottimale di Aiello. Chiarello va incontro alla palla, Piazzese prova a girarsi, viene fermato ma poi è allungato il gioco per Messina, fa rimbalzare la palla, poi col destro prova a cercare forse un cross per l'inserimento di Rammacca che comunque viene fermato alla destra del Trapani, poi in anticipo salta tantissimo Ilari ma comunque si continua. Viene cercato Di Matteo, punta la difesa, prova il sombrero ma giocata molto complicata. Randazzo va giù, poi accusa forse un colpo, forse una tacchettata. Chiarello, c'è lo spazio per partire, le squadre sembrano adesso abbastanza larghe, complice anche un po' la stanchezza. Incontra palla al Rosato. Andrea, dove dobbiamo posare? Il tocco, poi allontana Bongiovanni, l'anticipo di Randazzo ottimo, poi lotta davanti alla panchina del Trapani,
con Ettari che fa una grande giocata in mezzo a due e poi serve i compagni al centro ma non trova nessuno. Palla infatti è su Liga che difende questa palla con i denti, poi si appoggia da Di Salvo e riparte il Cus. Chiarello, Teresi su Messina, sovrapposizione da parte di Randazzo, adesso lo può servire, vediamo cosa fa. Messina punta alla porta invece, si appoggia, poi Rammacca calcia, viene fermato dalla scivolata del giocatore con la maglia numero 8, si trattava di Francesco Trapani, che si è immolato sulla conclusione del giovane numero 8 invece del Cus, Novara. In anticipo Liga, poi Torigara fischia il fallo, sarà calcio di punizione per il Trapani, il fallo è stato effettuato proprio da Liga che ha tentato invece l'anticipo, forse con le cattive. Novara per Ettari, la pressione di Rammacca, non lo salta, poi il tocco per Rosato, ottimo che la giocata, poi può ripartire il numero 9 in velocità, poi cerca il dribbling su Novara che però non si appoggia dietro, cerca invece il fuori per indicare questa azione al Cus Palermo. Randazzo con le mani, cerca i compagni, con la testa chiude sempre Novara, molto attento oggi in campo, poi le finte di Randazzo, si incespica sulla palla, regala infatti la rimessa al Trapani che comunque sta difendendo molto bene sulle avanzate del Cus, che ricordiamo essere il secondo miglior attacco del campionato, quindi un compito non facile. Gioco un attimo fermo, il tecnico del Trapani sta dando infatti le indicazioni a Novara, forse qualche indicazione sulle marcature probabilmente. Bongiovanni, si cerca i compagni, col petto mette giù Teresi, adesso con l'esterno si appoggia, Messina, può partire il numero 11, ottimo quel controllo, vede la sola posizione di Rammacca, poi un tocco da parte di destra del Trapani ed è rimessa laterale, sempre da zona offensiva. Sul punto di battuta Randazzo con le mani, si fa vedere qui Rammacca che aggancia bene, poi cerca forse una conclusione addirittura, ma c'è stata comunque una deviazione, sarà calcio d'angolo, il sesto della partita, fatto probabilmente forse un cross più che un tiro da quella distanza. Rammacca rimane come sempre Tito Randazzo, poi anche Teresi e l'ultimo è Liga che non salta mai nei calci piazzati, rimane sempre l'ultimo probabilmente per evitare qualche contropiede di troppo. Cross di Rammacca, palla molto profonda, attraversa tutta l'area di rigore ma comunque era già uscita, sarà infatti rimessa dal fondo per il Trapani con Benivegna che andrà a battere lui. Poi c'è la Commare e Novara dentro l'area di rigore ma lui non va da loro, può ripartire con il centrocampo che adesso rilancia verso Ammucciato, qui ottima la chiusura da parte di Maniscalco che ha chiuso bene centralmente, riesce comunque a servire il compagno, poi la pressione, Baiata va sul fondo, può crossare, punta all'uomo, cerca di saltarlo ma non abbocca Rammacca e poi Chiarello lo aiuta in questa fase di raddoppio, subisce anche fallo, grande giocata e calcio di punizione Cus. Si rialza dopo l'intervento subito il giocatore, poi si riparte da dietro, Aiello, rilancio verso Liga, c'è l'andazzo largo, poi Teresi invece va avanti, non accorcia, quindi va lui avanti, adesso Teresi, Maniscalco allo spazio, col destro, serve Piazzese, adesso aggancia, punta la difesa, vuole fare la sua classica giocata a rientrare, poi cerca col sinistro il passaggio verso Chiarello che però non arriva a destinazione, sarà infatti ripartenza Trapani adesso che alza i puri giri del motore, poi Maniscalco chiude benissimo intercettando questa palla. Si riparte con le mani, Di Torigara fa cenno di ripartire, Ammucciato,
Qui ottimo Piazzese che fa un buonissimo anticipo, poi si complica la vita con questo dribbling. Pallone ancora Trapani. Baiata cerca il lancio per Di Matteo, Di Salvo, ottimo, non si fa fregare dal rimbalzo. Fa sua la palla e fa ripartire Randazzo, che adesso può partire in velocità. Vede Messina, non lo serve, le finte, va verso l'interno, poi cerca, spara la porta a Rosato, poi la scivolata ancora di Novara, che partita, e può ripartire il numero 11 Di Matteo, cerca di puntare Lega, lo salta in un primo momento, Di Matteo guarda la porta, poi la scivolata di Teresi, perfetto, in fase di recupero, poi rimane a terra il numero 11 con Randazzo che probabilmente mette palla fuori, non la mette lui, la mette Teresi, anche con una pregevole Rabona. Gioco al momento fermo con il giocatore con la mano numero 11 Di Matteo, che ha fatto una buona giocata nel classe 2006. Poi la chiusura perfetta da parte di Teresi, che in scivolata ha levato lo spazio, stava probabilmente per calciare verso la porta in un match 1 contro Di Salvo, ma il tiro comunque non è arrivato perché la scelta è stata provvidenziale. Poi viene chiesto addirittura l'intervento dello staff medico con il dirigente della squadra ospite che entra in campo. Anche movimenti sulla panchina del Trapani perché stanno riscaldando. Nel tempo il tecnico del CUS sta dando queste indicazioni ovviamente per cercare di scardinare la difesa avversaria, che al momento sembra impenetrabile con la grande partita sia di Lacomare ma soprattutto di Novara. Minuto 34 di gioco, mancano 11 minuti al fine del primo tempo, poi tutto il secondo. Si rialza adesso anche con un pizzico di preoccupazione, ma sembra stare bene comunque Di Matteo. Vita di gara fa cenno di ricominciare, sarà infatti rimessa a laterale, ma probabilmente il pallone del Trapani verrà restituito nuovamente al CUS, che ha gettato palla fuori, per consentire anche l'ingresso da parte della dirigenza trapanese. Il fischio è infatti palla restituita. Ci possiamo lamentare dal punto di vista della sportività in campo, pochissimi falli, poi tanti palloni restituiti dopo interventi magari un po' dubbi. Incontro la palla, Rammacca si appoggia, Liga sventagliata dall'altra parte per Piazzese, palla questa molto velenosa, poi Benivegno infatti rischia, Piazzese con la rovesciata addirittura da fuori l'area, ci ha provato ma in due tempi poi la blocca. Novara parte col mancino, il suo sinistro, rilancio per Di Matteo, Randazzo con la testa molto attento, poi però sbaglia perché favorisce l'intervento delle Trapani, poi la pressione su Maniscalco, riesce comunque a calciare, ci ha provato Trapani che era sbucato praticamente dietro le maglie bianche, ha calciato anche verso la porta per una deviazione, ha comunque reso docile la sua conclusione per Di Salvo che la blocca abilmente. Liga, Rammacca, prova a girarsi, lo fa bene, poi prova forse un tacco addirittura, però non lo favorisce. Sarà possesso Trapani, ma arriva il primo cambio per il CUS Palermo perché sta entrando alla maglia numero 14 Mattia Ruvolo, al posto di chi? Cambio al minuto 36 ed esce il numero 9 Rosato. Adesso un cambio offensivo, ovviamente più tecnica, meno giocate di fisico, ma si stava comportando molto bene Rosato oggi, con tanti movimenti, ma complice anche l'ottima partita di Lacomare e di Novara, comunque ha avuto poche possibilità di calciare verso la porta. Qui l'aggancio tentato, era forse più una sponda verso l'inserimento di Baiata, che però è andato troppo avanti, sarà infatti possesso CUS. Liga può salire come sempre, si appoggia centrale da Teresi, poi la pressione di Ammucciato, ma lui va da Maniscalco che controlla la palla. Piazzese buono come sempre l'aggancio, poi tenta il dribbling, viene raddoppiato, la palla conquistata dal Trapani che poi cerca subito Ammucciato, ma la pressione
sta ottimo del Cus perché comunque ha riconquistato la palla con Aiello e Lega. Teresi, ancora Aiello, c'è accanto a lui Liga, infatti viene servito adesso, molto largo Randazzo, c'è anche Messina dietro. Liga avanza qualche metro, poi cerca la giocata verso Rammacca, ma tra la schiena di Ettari la tocca, poi buca l'intervento Randazzo. Ettari non riesce a toccare questa palla, ma si accontenta comunque di una rimessa laterale da zona comunque offensiva. Con le mani cerca l'inserimento di Trapani, cerca di portarlo verso l'esterno. Liga ci riesce comunque a crossare, ma deviazione ed è palla ancora Cus, la controlla Rammacca, poi Trapani in anticipo, la controlla bene ma poi sbaglia. Era Ammucciato che ha accorciato tantissimo la sua posizione, sarà invece rimessa per il Trapani. Bongiovanni sul punto di battuta, c'è Ruvolo con la testa Novara, il primo pallone giocato al numero 14 al suo ingresso, minuto 35. Adesso invece minuto 39, 4 minuti comunque di azioni Trapani. Randazzo cerca il 14, Randazzo cerca la giocata al centro, viene allontanata la palla da Ilari, poi Di Matteo ha provato a cercare ancora una volta Ammucciato, che comunque non ha fatto in tempo a partire perché viene chiuso sempre dall'ottimo tandem difensivo formato da Aiello e Lega. Intanto Chiarello in anticipo la Commare, riparte il Trapani con la testa, la porta avanti. Benivegna, la Commare, c'è sempre molto largo Sadotti che infatti molto cercato, cercano anche adesso, poi il tocco di testa quasi lo favorisce, sarebbe potuto essere un'azione pericolosissima, poi si complica la vita di Salvo con questo dribbling complicatissimo, poi anche complice la presenza di Liga. Buona lancio in avanti, cercare Ruvolo col tocco sotto, esce veramente di pochissimo, ma grande rilancio da parte di Teresi che vede questo inserimento perfetto alle spalle della difesa, era tutto regolare, l'ha toccata anche in maniera molto morbida, ma soltanto tanta sfortuna non ha permesso al Cus di trovare il gol dell'1-0. Questa è una grande azione di Teresi che non è la prima volta che rilancia verso i compagni, stavolta Ruvolo invece ha capito benissimo l'inserimento, poi è stato molto sfortunato. Riparte invece il Trapani intanto. Ilari, Di Matteo tocca, poi prova col tacco, Randazzo dice di no, poi la difende contro tre maglie ma non riesce a passare, c'è Rammacca infatti che mette la gamba, poi Novara, la palla che va fuori sarà dunque rimessa laterale per il Cus Palermo che riparte da dietro. Randazzo, Teresi, adesso ancora Randazzo, c'è Teresi che si allontana ma lo si è appoggiato da Lica, adesso Aiello, giro palla difensiva adesso, Liga accorcia Teresi che infatti riceve la palla, la controlla, poi con l'esterno prova, forse è una giocata molto complicata, Ammucciato alla meglio ma non su Aiello. Mario. Piazzese, poi liscia l'intervento, poi riconquistare la palla, Piazzese da terra addirittura Ilari, Piazzese allarga il gioco, sbaglia il tocco, Di Matteo la controlla, poi Bongiovanni si appoggia da Benivegna, sa che questo è un momento complicato per il Trapani, infatti non vuole rischiare nulla. La Commare adesso Mario, non cerca vedete voi. Sadotti, Va bene. controllo, spara alla porta, lo tallona da dietro Maniscalco, la giocata Ruvolo con l'esterno, vede l'inserimento di Messina, una buonissima palla, è stata deviata però dal Trapani che si chiude bene in difesa come sempre, infatti la migliore difesa di questo campionato, soltanto 5 gol subiti. Si riparte dunque da calcio d'angolo sul punto di battuta Rammacca,
battitore di tutti i calci piazzati praticamente, tutti sempre lui. Rimane come sempre dietro Liga, ma anche Randazzo. Sale invece Teresi che precedenti corner raggio. Palla a 3-6, tutta la di rigore, poi Benivegna con la mano, la tocca quel poco che basta per non favorire il colpo di Stati Ruvola, che adesso va a commettere anche fallo su questa ottima giocata di Bongiovanni, che se non è Bongiovanni, cerchiamo di capire chi è davanti la panchina un po' della squadra ospite. Si tratta del 6 Ilari. Calcio di punizione, riparte quindi il Trapani. Novara. Lei finte, trova lo spiraglio, va incontro Sadotti, poi viene infastidito dalle maglie bianche. Lancio in avanti, Bongiovanni, prova l'aggancio, la tocca ma viene comunque allontanato da Liga che lo salta, poi il Randazzo in anticipo. La tocca sempre la maglia granata. Sarà possesso, poi la bandierina ha avuto la peggio in questo scontro. Liga praticamente l'ha travolta. Sarà rimessa laterale, poi guadagna qualche metro Randazzo. Infatti anche il Trapani indica al giocatore di andare dietro. Bongiovanni con la testa. Ilari, buona qui la sua gara, poi cerca centralmente il compagno, ha mucciato, la sponda, allontana Iello che cerca invece il compagno e lo trova, può ripartire Messina che si è scambiato di fascia probabilmente, adesso è sulla fascia sinistra, Messina, ottima le giocate di tecnica, ma viene fermato dalla Commare, ma comunque alla meglio, riesce a servire poi i compagni e poi allontana la difesa del Trapani. In anticipo, alla meglio Ammucciato che può partire verso la porta, una volata, Ammucciato può calciare, Ammucciato per la scivolata perfetta di Liga che rimane anche a terra, ma è comunque rimessa dal fondo, ha calciato verso la porta, ma lo ha infastidito praticamente sul momento più bello, sul momento propizio il difensore, grande chiusura in diagonale addirittura. Al minuto 44 sta scoccando adesso il 45esimo minuto di gioco. Chissà che addirittura di gara non faccia recuperare qualche minuto. Chiesto anche infatti l'intervento dello staff medico con l'attaccante Cristian Ammucciato rimasto a terra. Classe 2006 anche lui. Probabilmente una botta nel precedente scontro con il difensore avversario. Consente anche al tecnico di dare qualche indicazione. Sono 2 minuti quelli che separano le due squadre dall'intervallo. Si terminerà quindi al minuto 48 perché siamo praticamente al 46esimo, quindi 3 totali possiamo anche dire, partendo dal minuto 45. Ammucciato però ancora a terra, fa fatica a rialzarsi. Speriamo chiaramente nulla di grave per l'attaccante che sta giocando una grande gara, ha fatto vedere tanti movimenti, molto cercato i suoi compagni soprattutto con palloni profondi, ma comunque Aiello e Liga hanno sempre chiuso molto bene. Fa fatica anche a camminare, infatti zoppica in maniera vistosa. Attaccante che esce claudicante. Di Salvo si riparte dal basso, adesso il Trapani in 10, ma i due giocatori si stanno comunque riscaldando. Liga con la testa alla Commare, Etteri, la scivolata di Teresi ancora una volta perfetta, poi Rammacca salta all'uomo a centrocampo, adesso può creare superiorità numerica. Messina che si è spostato nell'out di sinistra, può puntare la porta, Messina le finte, vuole il sinistro, poi il destro, rientra, poggia sul compagno, palla di ritorno ancora, ottimo qui la giocata, Chiarello può calciare, calcia Chiarello! E il gol da lontano, azione bellissima del Cus, proprio nei minuti finali di questo primo tempo, gol meritato, poi la grande giocata chiaramente perfetta con Messina e Rammacca che hanno duettato perfettamente, hanno servito poi il numero 10 e da quella distanza trova la porta, angolino basso 1-0 e adesso si mette benissimo per il Cus Palermo
in un momento complicato per il Trapani, va perso infatti il proprio numero 9, uscito dal campo per una botta precedente, subisce anche il gol, una doccia freddissima per il Trapani quindi. Festeggia tutta la panchina del Cus Palermo, una grandissima azione, poi capitalizzata da numero 10 Chiarello, ma comunque il duetto da parte di Messina prima e Rammacca è stato spettacolare. Ed entra in campo col numero 18 Vincenzo Scafidi, che si posizionerà probabilmente nella zona più nobile del campo, quella davanti la porta probabilmente. La Commare, Novara, si appoggia a Bongiovanni, viene pressato da Piazzese, infatti c'è stato uno scambio di fasce con Piazzese e Messina che hanno invertito la loro posizione. Questo ha portato infatti anche al gol, perché da quell'azione, da quella parte infatti Messina ha fatto una grande giocata e adesso arriva anche il duplice fischio di direttore di gara. Si va quindi all'intervallo con il risultato di 1-0, gol di Chiarello proprio nei minuti finali. Adesso noi andiamo all'intervallo, ma restate collegati per il secondo tempo.
Vedremo, come farlo? Siamo tornati in live per commentare il secondo tempo di questo match tra Cus Palermo e Trapani, risultato di 1-0. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, al momento la partita è stata venendo decisa dal gol di Chiarello. Intanto il fischio di di gara, avete sentito, inizia infatti il primo possesso palla del Trapani, che cerca subito la profondità con l'ottima chiusura di Liga. Poi Ettari prova la giocata tecnica, prova a passare, poi allontana Liga mettendo una pezza, poi l'aggancio viene tentato, è riuscito anche De Piazzese a fare una grande giocata qui, poi prova a rientrare il Ruvolo, viene fermato l'ottimo raddoppio della difesa, poi un rimpallo, un flipper e poi Rammacca, serve il compagno, allarga il gioco molto bene da Messina, che ormai è tornato invece a sinistra, invece che si è spostato a sinistra, quindi definitivamente probabilmente. Messina prova la giocata in mezzo, riesce pure a passare, che giocata Messina ancora, può guardare la porta, vediamo cosa fa, palla al centro, poi viene chiuso dalla Commare, poi impresa bassa, anche Benivegna, ma che giocata di Messina, qui ha fatto vedere tutta la sua tecnica, danzando, passando anche in mezzo a due avversari non facili sicuramente, come Baiata, e poi il raddoppio del suo compagno, aveva trattarsi forse di Trapani, se abbiamo visto bene, Novara. Col mancino, se rilancia, infatti fa così, cerca l'aggancio di Di Matteo, lo tiene lontano Randazzo, poi mi servito il compagno, Ilari, il rilancio, era una buona idea inizialmente, poi se non fatta con i giri giusti, non dovrebbe esserci stati cambi durante l'intervallo, le squadre dovrebbero essere le stesse, continua invece il riscaldamento i due giocatori del Trapani, diciamo si tratta intanto Aiello, centrale, Teresi va incontro la palla, maniscalco, staccato molto nella fascia destra, un po' di meno a sinistra, ma chissà che non sia stata forse una tattica, magari puntare prima su un lato poi sull'altro, tanto sbaglia qui Chiarello, sbagliata sul punto di battuta con le mani, va incontro Sadotti, poi Ilari per Ettari con l'esterno, prova la giocata, poi Liga in anticipo e l'ultimo tocco, poi evita forse anche il calcio d'angolo, invece no per il di gara, palla era già uscita fuori, sarà dunque calcio d'angolo, il primo per il Trapani. Sul punto di battuta squadra ospite, intanto continua il riscaldamento Gianluca Spanò e Mario Loria stanno riscaldando già da diversi minuti anche nel primo tempo, probabilmente saranno i cambi tecnico del Trapani, che poi forse chiama anche uno schema, vediamo, va incontro Trapani, palla di ritorno perfetta, questo sì che è uno schema, poi calcio verso la porta di Salvo, dice di no con una grande parata, chiude il primo palo e salva il Cus Palermo, ma grande qui lo schema, poi Di Matteo, ma è tutto fermo, calcio di punizione, un grande schema qui per il Trapani con Di Matteo che ha servito Trapani, poi palla di ritorno sempre lo stesso Di Matteo che ha calciato verso la porta, ma Di Salvo ha risposto benissimo, questa parata bassa sul primo palo l'ha chiuso. Questo avrebbe potuto cercare anche il secondo palo da quella distanza, ma poi scontro a centrocampo, viene vinto da Ettari che con l'esterno cerca i compagni, poi Randazzo intercetta e fa ripartire il Cus col destro. Piazzese di prima, grande qui la giocata, Randazzo attacca al centro del campo, vede l'inserimento, Chiarello la controlla, allarga anche lui, Messina, vediamo cosa combina adesso il numero 11, le finte, va sul sinistro, va sul fondo, poi cross al centro, deviazione di la Commare che favorisce Teresi che calcia di prima, tra le braccia però del portiere che ringrazia, infatti blocca, era molto semplice Benivegna che poi rilancia sui compagni, allunga Ilari, controlla un po' difettoso la parte di Liga, poi con il piede Aiello cercava di prendere questa palla, stava quasi per sfavorire anche il suo compagno, poi Di Salvo stava per combinare una frittata. Liga, Di Salvo,
Liga. C'è Teresi che va incontro alla palla adesso come vertice basso, scarica dietro sul compagno. Teresi in anticipo la Commare, qui ottimo il suo contrasto. Poi Aiello scontro con appena entrato Sidol. Scafidi danza sulla palla e salta anche l'uomo. Poi il cross al secondo palo per il colpo di testa che viene però termina in out con la difesa comunque abile a controllare. E adesso il cambio con l'ingresso di Gianluca Spanò che si è riscaldato tantissimo nel corso del primo tempo, poi adesso anche nei primi minuti del secondo. Vediamo chi lascerà il campo. C'è probabilmente dall'altra parte con la maglia numero 11 Vincenzo Di Matteo che stava giocando comunque una grande partita. Adesso un problema fisico, si va a posizionare infatti in l'out di sinistra. Liga. Ottima qui la sventagliata, poi sempre in anticipo, poi riesce anche a passare, c'è al centro il compagno per Piazzese che forse riceve la palla, poi col sinistro ancora Secchiarello, vediamo esultanza da parte di Ruvolo che poi esulta come Kylian Mbappé e fa benissimo perché fa 2-0, un rimpallo lo ha favorito, è stato un po' fortunato ma è stato chiaramente un grande movimento d'attaccante puro. E poi ancora una volta l'esultanza, poi l'abbraccio col maniscalco. I cambi del tecnico funzionano perché il gol del 2-0 arriva proprio da un giocatore entrato dalla panchina, entrato al minuto 35 di gioco, a 2-0 e adesso la partita per il Cus si mette veramente in discesa, in salita invece totalmente per il Trapani che non sta giocando una brutta gara ma adesso si trova sotto di 2 reti al minuto 6 del secondo tempo. Mancano dunque 40 minuti circa, c'è tutto il tempo per recuperare la partita, ma risultato di 2-0 adesso per il Cus Palermo. Ecco Spano appena entrato, prova a illuminare, poi viene raddoppiato, salta il randazzo ma non Liga, che allontana questa palla ancora. Poi la pressione di Ruvolo. Novara non va al centro, va invece sull'appoggio di Ettari che sbaglia. Lancio dall'altra parte, Piazzese con la testa, poi esce la difesa, ottimo quell'intervento da parte di Ilari, fa un break difensivo, può ripartire, c'è largo Spanò, non lo serve, va dall'altra parte. Scafidi, palla al centro, poi la controlla, viene allontanato da Lega ancora che sta giganteggiando in difesa. Una grandissima prestazione per il numero 6. Scafidi può puntare, vediamo cosa fa, poi entra dentro l'area di rigore ed è calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore. Qui ha rischiato tantissimo con questo scambetto Piazzese. Calcio di punizione, vedete la posizione molto invitante per il Trapani, seppur comunque defilata, la distanza non è effettivamente molta ma piuttosto decentrata, molto sulla destra. E se batterà la palla ce l'ha al momento Bongiovanni che la sta pure sistemando, però vediamo se calcerà verso la porta o se invece tenterà un cross. Poi posiziona la palla, c'è anche adesso si è allontanato Bongiovanni perché abbiamo Trapani e poi anche Sadotti sul punto di battuta, stanno guardando entrambi la palla, però forse quella distanza sembra un cross, ma vediamo la preparazione del 7 Sadotti che forse vuole cercare la porta, vediamo. 3 uomini in barriera intanto con Di Salvo pronto ad uscire con i pugni, vediamo. Va Sadotti col sinistro, una conclusione probabilmente del numero 7 ma non trova completamente la porta, pesa molto male ma effettivamente si stava preparando per calciare, si vedeva anche nei preliminari di questa conclusione. Minuto 10 di gioco per chi si fosse sintonizzato in questo istante, risultato
di 2-0 alle gol di Chiarello, poi ha risposto sempre del CUS Ruvolo, una buonissima conclusione col mancino sotto l'incrocio dei pali. Nel tempo di riscaldamento di Doncor, che forse entrerà in questi minuti del secondo tempo, vediamo se verranno concessi dei minuti anche a lui. Teresi di prima sbaglia il tocco, ma viene comunque favorito da un rimpallo, poi il Trapani attacca e alza pure il baricentro. Randazzo la controlla, allarga, anzi lungo linea sul compagno, pallone però sbagliato. Rimessa laterale con le mani Bongiovanni. Ilari, lancio in avanti, cercare dall'altra parte Scafidi che la aggancia bene, poi attacca la porta. Sono due avversari, va centralmente, prova a girarsi, palla di ritorno che viene sbagliata ma lo in anticipo. Poi perfetto Chiarello, serve Teresi con l'esterno, prova a cercare anche Ruvolo che però scivola e favorisce la Commare che torna dietro da Benivegna. Novara, l'anticipo di Randazzo, molto puntuale oggi il terzino destro della formazione di casa, sta giocando una grande partita su quella fascia, rispondendo anche bene in zona offensiva, non soltanto dal punto di vista difensivo. Poi Ettari prova questa giocata a occhi chiusi quasi verso Spano appena entrato, che però non può nulla, preso anche nel leggero controtempo. Continua invece il riscaldamento Loria, che stava riscaldando con Spano, ma ancora per lui non è arrivato il momento di entrare. Chissà che non arrivi forse tra poco. Poi anche tutti gli altri componenti della panchina del Trapani si alzano, iniziano il loro riscaldamento. Forse cercherà di pescare qualche soluzione proprio dalla panchina per ribaltare un match che al momento vede il CUS in avanti per 2-0. Ettari con l'esterno, vede il compagno, palla al centro, poi la tocca Aiello, mette in calcio d'angolo, non rischia nulla, concede il corner, forse il male minore, visto la palla comunque velenosa messa in mezzo, cercata col mancino. (57esimo minuto di gioco), risultato quindi 2-0 al momento per il CUS Palermo, che raggiungerebbe la sua 8ª vittoria in campionato su 8 scontri. Insomma, inizio importante. Poi il destro improvviso, ci ha provato Spanò a spaventare la difesa del CUS Palermo, che però si salva ancora una volta, solo se ne un attimo dalla porta. È stato forse un po' troppo libero di calciare, ma complice anche il rimpallo che lo ha favorito. Ha avuto lo spazio per calciare col destro a giro, ma comunque Di Salvo sembrava essere in posizione. Liga, ottimo qui la finta di corpo, poi chiama a sé Teresi, rischia tantissimo, ma fa un grande dribbling, poi allarga il gioco. Piazzese, l'aggancio, lo insegue il suo avversario e chiude benissimo Baiata. Poi c'è ancora l'altro uomo, il CUS Palermo, che sta riscaldando. Sarà rimessa laterale comunque da zona offensiva per il CUS Palermo, che adesso può contenere il suo attacco. Maniscalco va con le mani, si fa vedere Ruvolo, la controlla, poi casca giù, anzi Chiarello, a tutto regolare, poi partenza Trapani. Sadotti sbaglia il difensore, poi allontana Ilari, pesca e lo trova con un grande aggancio. Scafidi, le finte, vuole il destro, lo ottiene adesso, cerca il compagno, poi la scivolata perfetta da parte di Aiello in anticipo, in netto anticipo. Poi Scafidi viene chiuso da Maniscalco, sta comunque coprendo molto bene su quella fascia. Adesso si fa anticipare. Baiata, cross basso, allontana ancora una volta Aiello in scivolata, poi può ripartire Piazzese. Cerca Ruvolo, molto veloce, cerca ancora il suo compagno che forse tira in campo, vediamo che c'è pure la panchina. Non si è visto bene il pallone, se fosse uscito o meno, ma ci fidiamo chiaramente del direttore di gara che dice che la palla è uscita. Ma davanti la panchina, il tecnico del CUS.
hanno provato a inventare Ruvolo e Piazzese con il numero 7. C'è stato un grande scatto senza però riuscirci. Novara, grande personalità, poi sbaglia il tocco e favorisce Piazzese che può attaccare la porta. C'è Ruvolo, Piazzese vede risentire i compagni, non lo serve, va lui da solo e viene fermato da Bagliata che fa un grande intervento. Poi Liga mette giù, la controlla, può allargare il gioco, lo fa adesso ma tornando dietro. Maniscalco, ancora Liga di prima. Chiarello sbaglia il tocco, adesso Liga è troppo avanti, c'è un buco in difesa, viene comunque chiuso da Randazzo che va come centrale, però poi attaccare la porta. Scafidi, il raddoppio, ma ottimo Maniscalco, grande partita per lui, poi subisce probabilmente anche fallo, ma si continua per regolare il vantaggio. Liga alza la testa, vede il compagno dall'altra parte, lo cerca, lo serve, ma anche l'ottima chiusura da parte della del Trapani che comunque non vuole subire questo terzo gol. Prova a girarsi, rammacca, poi lotta da terra addirittura. Sarà ancora rimessa laterale. Il controllo. Teresi, Chiarello, trova il gol dell'1-0, poi prova la conclusione. Molto complicata, la palla si è anche alzata. Probabilmente nel suo aggancio ha cercato comunque la porta, ma probabilmente già deciso di calciare. Si riparte dal basso per il Trapani con la Commare che cerca il suo compagno di reparto Novara. Allarga il gioco, Spano non riesce a controllarla, ma una palla molto complicata ed è ancora rimessa, ma questa volta Cus. Arriva il cambio con dentro Loria e lascia il campo. Cos'è Trapani? Vediamo. Esce proprio Trapani con la maglia numero 8. Vediamo se cambierà qualcosa dalla posizione al momento assunta dal giocatore. Sembra di no, ma vediamo. Con il Trapani che cercava molto spesso degli inserimenti. Vediamo se Loria farà la stessa cosa. Poi pronto anche Doncor. Vediamo chi lascerà il campo. Michael Doncor, classe 2006. E lascia il campo Maniscalco, uno dei migliori decisamente oggi. Grandi chiusure difensive. Poi applausi anche da parte del tifo di casa. Doncor si posiziona però come terzino destro, con Randazzo che invece va sul lato di sinistra, quindi cambia tatticamente qualcosa. Con Randazzo che ha sempre giocato a destra oggi, ma passa sul lato di sinistra con l'esterno. Intanto Sadotti cerca la palla di ritorno per i compagni. Facile preda però del Cus Palermo con Doncor che tocca il suo primo pallone con le mani e si appoggia dietro. Liga chiamato in causa Aiello. C'è Randazzo sulla sinistra, non viene servito. Si va al centro da Chiarello che mette un po' in difficoltà Liga perché c'ha due avversari, ma esce benissimo questo disimpegno. Poi pressione Trapani ancora. Aiello allontana la palla quasi a lanciare il Ruvolo, ma favorisce poi un pallone verso Piazzese che può attaccare la porta. Allo spazio Piazzese guarda il portiere, poi calcia col sinistro. Se l'è procurata questa azione da solo con un rimpallo, ma ha seguito benissimo, forse sapendo quasi che il pallone sarebbe arrivato lì. Poi è stato freddo col mancino, ha cercato una conclusione molto complicata, forse avrebbe dovuto calciare con l'altro piede sull'altro palo. Pallone alto, Doncor con la testa, mette in rimessa laterale. Non rischia nulla il Cus, sa che questa partita è molto importante, potrebbe significare veramente arrivare a quota 24 punti su 24 disponibili. Quindi forse ci pensano due volte prima di trovare una giocata più complicata. Pronto intanto un altro cambio per il Cus Palermo. Entrerà Cristian Colombo, classe 2007, uno dei più piccoli in campo. Ed è uscito Teresi con la maglia numero 4. Si posizionerà forse in difesa, se mi ho sentito bene anche l'audio dal campo, con Liga che va come vertice basso. Sventagliata intanto di Doncor. Ottimo l'aggancio di Piazzese, sempre molto elegante, palla al piede. Vede la sovrapposizione di Chiarello che può cercare i compagni al centro, li pesca, ma non deve fare a meno dell'ottimo intervento da parte di La Commare.
Poi spara la porta, Scafidi si gira, molto bene, tiene lontano anche Randazzo. Scafidi cerca i compagni, poi il tacco, Maiello dice di no, chiude benissimo questa sovrapposizione reiterata. Ilari ha lo spazio per partire, non lo presta nessuno, poi con l'esterno cerca i compagni ma chiude Liga, che adesso si è posizionato più avanti rispetto alla posizione di partenza, abbiamo già detto vertice basso. Cross al centro da parte di Baiata, allontana Doncor, favorisce comunque il tiro da fuori e poi va giù Di Salvo, benissimo. La conclusione non irresistibile ma comunque ben parata da parte del portiere del CUS. Tanto il cambio anche per il Tamoni è pronto con Agostino Genovese che entrerà probabilmente alla prossima interruzione, ma non è il solo, perché anche con la mia numero 10 tenterà Samuele Iovino. Poi palla che rimbalza, molto complicata, Novara allontana col sinistro, ma ottimo qui l'aggancio con il petto di Messina che salta l'uomo e subisce anche un brutto fallo. Sarà infatti calcio di punizione, forse arriveranno adesso i cambi, vediamo. Messa a terra Messina, ha fatto una grande giocata, aggancio col petto, poi ha visto l'arrivo del suo avversario e lo ha saltato con un pregevole dribbling, conquistando quindi il calcio di punizione, ma ancora cambi non arrivano, quindi si batterà probabilmente questo calcio piazzato. Vediamo Liga, ma anche Chiarello sul punto di battuta, forse Rammacca. Sì, è Rammacca perché Chiarello invece al centro dell'area di rigore. Infatti lo stesso numero 8 che cerca i compagni al centro, poi la blocca Benivegna che la fa sua e fa ripartire la sua formazione. Lotta contro Randazzo, Scafidi, Ruvolo col tacco, poi scivola Piazzese da terra, prova a giocare comunque la palla, ma comunque è fallo. Poi Lega allontana la palla, sarà calcio di punizione per il Trapani. Minuto 22 di gioco del secondo tempo. Per chi si fosse sintonizzato in questo istante, 2-0 risultato per i padroni di casa del CUS, che possono trovare l'8ª vittoria su 8. La sterzata, ottimo chi l'ha giocata, cerca la porta ma Lega dice ancora di no. Poi Doncor salta l'uomo, può attaccare il centro, lo spazio, cambia invece tutto, male questa volta, perché capisce tutto invece Baiata. Ilari viene fermato in maniera irregolare da Lega, che non crede ai suoi occhi. Vittoria invece è molto sicuro di sé, dice che calcio di punizione. È ancora a terra Ilari ma si alza, andrà proprio lui a battere questo calcio di punizione. Adesso l'uomo più offensivo del CUS rimane Ruvolo, che si trova esattamente a centrocampo per chiedere l'acqua, quindi per dissetarsi. Il numero 14, autore del gol del 2-0, il gol che al momento sta dando anche un pizzico di sicurezza al CUS anche in molte giocate. Il gol è della tranquillità, possiamo anche chiamarlo. Chiaramente la partita è ancora molto lunga, adesso più in fase difensiva. Sta al centro Di Salvo, perfetto, chiude con le mani, la blocca, va giù e adesso il CUS può risalire in avanti. Lancio lunghissimo, la cicca qui Baiata, adesso Piazzese la può controllare, rientra sul destro, grande giocata in mezzo, riesce anche a passare Piazzese, prova la terza giocata ma comunque fallo. Adesso un calcio di punizione importante con lo stesso numero 7 che posiziona la palla, probabilmente vorrà calciare verso la porta, se l'è procurata lui dopo una giocata in mezzo a 3 giocatori, 2 assaltati, il terzo no, il terzo l'ha fermato comunque in maniera irregolare. Arrivano anche altri cambi poi per il CUS, perché entreranno Vitale e Fontana, forse alla prossima interruzione, forse magari anche per lo stesso Piazzese, vediamo. Va incontro Rammacca, ma vediamo chi batte, perché sta posizionando il pallone, poi si allarga Piazzese.
infatti credo che batta proprio Rammacca, che cerca la porta, palla che rimbalza, poi la controlla in due tempi. Benivegna, palla leggermente velenosa, comunque è rimbalzato fino all'ultimo, facile preda poi del portiere. Prima la smorza, poi la blocca. E sono pronti i cambi di gara. Guarda il tecnico del CUS, che infatti procede con due uomini freschi adesso per questa ultima seconda frazione di gioco. Entreranno, come già detto, Vitale e Fontana. Escono dal campo Chiarello e poi anche Messina, due sicuramente dei migliori oggi in campo per il primo gol. Il secondo niente gol ma grandi giocate. Poi cambi anche per il Trapani. Poi applausi da parte dei support di entrambe le squadre per i ragazzi oggi in campo. Stanno facendo comunque una grande partita, un grande calcio. 2-0 al momento il risultato, ma era comunque equilibrata nonostante il CUS abbia effettuato comunque 2 gol. Vediamo dove si schiereranno sia Vitale che Fontana. Ovviamente con la testa, la controlla. Eccolo Ria. Ma la scivolata molto dura, ma ben fatta da parte di Liga, che non ha badato allo stile. Si è rimessa laterale con il Trapani comunque che attacca, va incontro alla palla. Sempre la controlloria, poi la spazza, appena entrato Vitale. Poi il controllo di Rammacca, anche con un pizzico di fortuna, riesce comunque a passare. Piazzese sbaglia il pallone di ritorno, pallone regalato al Trapani. Ettari, Novara, Iovino, vede Loria, in anticipato ancora una partita spaziale quella di Lega, che poi subisce anche il fallo e fa ammonire il neoentrato Loria. Una grande azione da parte di Lega, che ha fatto vedere tutta la sua classe, conquistando prima il pallone in anticipo, poi guadagnandosi questo calcio di pulizia, ma soprattutto facendo ammonire il suo avversario. Randazzo, Aiello, poi casca giù ancora Liga, che si è posizionato, ricordiamo, vertice basso a posto di Teresi, uscito con Colombo che invece si è messo in difesa accanto al suo compagno Aiello. Poi ancora cambio per il Trapani, perché subentra con la maglia 17 con 20. Adesso vi diremo anche per chi. Liga, rilancio ottimo, cerca di compagni che cascano giù. Poi Benivegna mette tutti d'accordo bloccando questa palla, ma il gioco viene fermato un attimo. Poi qualche piccola incomprensione tra i giocatori del CUS e quelli del Trapani, con la Commare che da capitano allontana i suoi avversari. Poi Rammacca ha qualcosa da dire probabilmente ai suoi avversari, poi viene allontanato dai suoi compagni. Ed è giallo anche per il numero 8 Rammacca, che viene allontanato da Liga, che qui fa vedere tutta la sua leadership allontanando il suo compagno. Capisce che chiaramente le proteste non servono a nulla, il direttore di gara ha già deciso. Poi c'è ancora qualcosa da dire. Si sta allontanando Rammacca. Arriva un cambio con l'ingresso del giocatore con la maglia numero 18. Si tratta di Ruffino al posto proprio di Rammacca, che è stato ammonito proprio qualche istante fa. Tantissimi cambi in campo, una girandola di cambi. Benivegna si fa vedere il compagno sulla destra, ma lui va a lungo.
cerca qualche pallone sporco forse per favorire gli inserimenti con la testa. Poi lo scontro ancora Liga, protagonista. Aiello vede Doncor che la controlla, porta avanti, poi scarica il pallone. Fontana la tocca e comunque rimessa al laterale ancora. Guadagnano secondi importanti, minuto 30 di gioco di questo secondo tempo, mancano 15 minuti. Risultato di 2-0 per il Cus Palermo che si avvicina sempre più a questo incredibile primato. La controlla Vitale, vinte con il corpo, poi sbaglia tutto. Loria, Ilari, salta Vitale, poi con l'esterno si appoggia sul compagno. Centralmente Etteri, da numero 10, prova a cercare la giocata da solo, poi calcia verso la porta. Ci ha provato, se l'era costruita benissimo il numero 10, ma niente da fare, poi ha calciato, ciccando questa conclusione. La palla che poi è terminata fuori di molto, ma comunque una buonissima azione. Liga rischia in mezzo a due, riesce comunque a uscirne vincitore. Vitale si appoggia dietro Aiello, adesso Di Salvo sta rischiando il Cus, però poi col sinistro non si fida del destro il portiere, infatti la getta lontano, più lontano che può, ma non è abbastanza, perché comunque rimane sempre l'azione offensiva per il Trapani che attacca costantemente adesso. Doncor in anticipo, grande qui la giocata, ottimo intervento difensivo, poi un piccolo rimpallo lo sfavorisce. Vitale allarga il gioco Novara, cerca l'inserimento del compagno, poi con la testa a Randazzo, sfortuna nel rimpallo. Iovine poi cerca i compagni al centro, conclusione col sinistro Di Salvo, perfetto da terra praticamente, forse col ginocchio addirittura, è andato giù benissimo, ha fatto una parata perfetta sulla conclusione praticamente improvvisa da parte di Sadotti e salva i suoi. Questo chiaramente trova avanti di 2-0, deve anche al proprio portiere che sta facendo vedere ottime parate. Adesso il Trapani aumenta la sua trazione offensiva, spara la porta per aggiarsi. Loria, grande giocata, poi alla conclusione per calciare, ancora una volta Di Salvo dice di no. Adesso seconda occasione importante per il Trapani nel giro di pochissimi istanti, poi la ruletta elegante, rimane anche giù, tocca la caviglia, poi si continua, palla che viene allontanata da Aiello. Piazzese allontana il più lontano che può a cercare Ruffino che salta con la testa, ma il gioco è fermo perché è rimasto a terra, se vi visto bene, Ilari dopo una ruletta perfetta. Però la cosa bella è arriva anche il cambio con lo stesso Ilari che lascia il terreno di gioco, entra invece Localio, si posizionerà probabilmente a centrocampo, però forse un piccolo cambio di posizione perché Ilari stava giocando come vertice basso, invece sembrerebbe essere Loria quello più al centro dei tre, quindi mezzala il ruolo di Localio. Palla che viene restituita sportivamente, abbiamo visto tanti gesti del genere oggi in campo. La Commare, Loria di prima, Iovino ha lo spazio per partire, serve il compagno ma sbaglia perché Piazzese capisce tutto e può partire in velocità sul sinistro. Salta Loria, poi vuole rientrare sul destro, non abbocca però il numero 20, la palla però era terminata forse fuori, invece no, calcio di punizione, quindi fallo di Piazzese su Loria che però è già ammonito, quindi chissà che non sia un fattore di questa partita. Poi la scivolata, il fallo da parte di Vitale, ma si continua, ma adesso viene invece fischiato, quello si interrompe, ha preso una botta con 18 Vincenzo Scafidi, è entrato comunque bene in campo.
Sembrerebbe aver preso una bruttissima botta qui Scafidi, che sembra forse dover lasciare il campo, vediamo, perché è in piedi ma al momento non riesce a giocare per la scivolata precedente da parte di Vitale. Controllo di Vitale, allontana Randazzo, rimane ancora fuori dal campo Scafidi intanto, con la testa, Liga. Poi Fontana, scottato numeri 20, Loria si appoggia dietro rischiando perché c'era comunque anche il Ruffino. Poi sbaglia il difensore Novara, uno dei primi errori, poi c'è il Ruffino sul filo del fuorigioco, vediamo se lo serve adesso. Va invece da solo perché vede l'inserimento di Fontana che può avere anche la meglio, Fontana e poi allontana Benivegna. Ed è anche fallo da parte del numero 20, chiaramente un fallo involontario, invece no, perché è addirittura ammonito. Con la maglia numero 20 è appena entrato, sta di Fontana, forse 2006. È ancora a terra intanto, o meglio è alzato Scafidi, ma deve lasciare il campo, non riesce a continuare la sua partita per il precedente contrasto. Spanò viene inseguito da Doncor che non lo lascia andare, però è fallo, forse il fallo è stato effettuato però il suo compagno, non da Doncor. Voleva dare una mano d'aiuto, nessuno mi può negare il sacrificio. Esce Scafidi, veramente in lacrime, fatto molto male il numero 18, entra invece con la maglia numero 15 Agostino Genovese. Disabilità anche per lui, si posiziona dietro con la Commare, forse che va a centrocampo, vediamo, o lui o Novara probabilmente verranno. È in lacrime addirittura il 18. Poi ingresso anche per il 17 del Cus, entra Giambrone al posto di Piazzese, però le condizioni sembrano preoccupare di Scafidi. Un po' perché aveva canciato, che poi nega fuoco come primo tempo che calcio di punizione, Novara va a lungo, con la testa cercano le torri ma mette tutti d'accordo, sempre Di Salvo, perfetto, ancora una volta. Il controllo, Ruvolo sempre molto elegante, punta alla difesa, poi da terra prova a cercare l'inserimento di Fontana ma non lo trova, poi Loria, Iovino, tocco di prima, ancora una volta viene fermato da Liga che però sbaglia adesso, può ripartire in contropiede il Trapani, l'azione è fatta verso il centro del campo, poi raddoppio con Colombo addirittura a uscire come un treno praticamente su tutti i palloni, ma il gioco è fermo per una posizione di fuorigioco, vediamo se il gioco è pericoloso. È calcio di punizione, è calcio di punizione, un intervento irregolare forse da parte di Colombo. Ci sono 4 uomini del Trapani sul punto di battuta, vediamo chi batterà. C'è Novara, vediamo anche la Commare, il capitano. Poi si allontana, poi Sadotti che ha battuto in precedenza un calcio di punizione, battuto con esiti non proprio favorevoli, potrebbe anche rifarsi adesso. C'è molto largo Ruvolo con la 14 che si posiziona nella zona mediana del campo ma in maniera piuttosto defilata, per ripartire. Tutta bassa di Loria che passa sotto la barriera ma comunque non colpisce in maniera provvidenziale il portiere, che blocca, fa sulla palla. Adesso minuto 39 di gioco, mancano soltanto 5 minuti di partita, ma forse ci sarà da recuperare qualcosina. Poi Ruffino fa un grande lavoro, cerca di cercare proprio Fontana ma Loria è entrato molto bene in campo, poi con l'esterno cerca la giocata ma chiude Doncor, palla ancora in profondità e la difende sull'uscita di Di Salvo. Ottima difesa della palla di Colombo, anche lui è entrato al secondo tempo, anche lui una buona partita.
detto ottime chiusure difensive. Vitale allo spazio, cerca centralmente il Ruffino, l'aggancio non dei più felici, poi si appoggia sui compagni che possono ripartire, il Randazzo segue la palla, poi allontana Jovino. Vitale, ottima quella giocata del numero 16, vede il Ruffino col tacco addirittura, viene fermato, poi il rimpallo, il pestone probabilmente. Lancio in avanti e in netto anticipo Aiello, che si appoggia con la testa da Di Salvo, che la controlla, guadagna anche qualche secondo e poi la blocca. Ci ha provato fino all'ultimo l'avversario a prendere questa palla, ma Di Salvo in netto anticipo la blocca, guadagna ancora una volta qualche secondo, minuto 40 di gioco, mancano soltanto 4 minuti. Con la testa, poi Jovino allontana sulla pressione di Ruvolo, che si è allargato, quindi partito come forse come falso 9 in realtà al posto di Rosato. Poi adesso con l'ingresso di Ruffino, un giocatore molto più fisico, si è schierato invece sul lato di sinistra al posto di Piazzese. Da terra lotta Liga, Loria si gira ma commette fallo. Parte il Trapani, lancio in avanti, ancora Randazzo, perfetto. Può servire Rovolo che la controlla male questa volta. Ha fatto tantissimi agganci perfetti questa volta, forse il più semplice. Lo ha sbagliato, ma anche complice un po' la stanchezza. Ha avuto 41 di gioco di questo secondo tempo perché si fosse iniziato in questo istante 2-0. Chiarello ha aperto la gara, poi Rovolo ha deciso di inventarsi il gol del 2-0 dopo un piccolo rimpallo che l'ha favorito, ma comunque ha messo sotto l'incrocio dei pali con un gol di pregevole fattura. Aiello, Liga, rischia contro 3 maglie avversari, infatti sbaglia. Loria allunga questa palla, Sadotti può cercare la porta, calcia adesso che allunga la palla, ma ottima la parata, ancora la risposta di Di Salvo, un tiro molto debole, docile, che è finito infatti tra le braccia del portiere, che sta mantenendo la porta inviolata. Questo clean sheet al momento. Ruffino, l'aggancio per Vitale che con la suola addirittura cerca Fontana. Adesso Ruffino, possono fare il 3-0, vediamo. Fontana vuole rientrare, va sul mancino, poi palla al centro, secondo palla attraversa tutta la di rigore, ma niente da fare, può ripartire le Trapani con Loria. Le finte sulla pressione di Vitale, allunga questa palla, vede l'inserimento dei compagni, ma Randazzo in netto anticipo si appoggia ancora una volta sul portiere. Aiello con l'esterno, escono benissimo dalla pressione. Col tacco Vitale, sempre molto elegante. Randazzo con l'esterno, vede il Ruffino che lotta contro il suo avversario, poi esce Benvegna e commette fallo anche Ruffino, e come il suo compagno in precedenza viene ammonito pure lui. Stesso fallo di prima, stesso fallo di Fontana, anche per lui stesso esito, cartellino giallo. Ruvolo, l'aggancio, porta lontano la palla, sfida il suo avversario, lo salta in un primo momento, poi viene chiuso ma riesce comunque a passare la palla. Liga col destro centralmente, Ruvolo di prima, vede la scivolata di Vitale che poi favorisce la conclusione da fuori. Ci ha provato, niente da fare questa volta. C'è da parte di Giambrone, la maglia 17. Effettivamente è molto distante la porta, ma lui comunque ci ha provato, complice anche il risultato che permette queste conclusioni anche da fuori, per tentare anche di trovare questo tris. Spanò, fa la giocata, poi scivola Colombo, riesce a passare la palla. Novara si è spinto in avanti adesso, poi viene fermato. Intervento irregolare, però sembrava potesse essere gioco fermo, ma è rimasto a terra un uomo del Cus. Poi lo sconto con Ruvolo da terra addirittura, cerca Vitale, può ripartire, vede l'inserimento di Ruffino, l'idea era giusta ma forse avrebbe dovuto alzare questa palla. Capisce tutta la difesa con Genovese che si appoggia sui compagni. Jovino,
Poi il gioco fermo per intervento di gioco, uno scontro con il giocatore cosa a terra. Al momento non riusciamo a capire chi è. Adesso si tratta di Aiello, inizio centrale. Oggi una grande partita anche per lui in coppia, prima con Liga, adesso con Colombo. Si parte con questa rimessa laterale al minuto 45. Poi palla restituita da Ruvolo. Mancano 7 minuti, ancora tanto tempo. Quindi la partita terminerà al minuto 52. Potete vedere benissimo il nostro mascherino. Al momento 45-23 secondi, ma terminerà al minuto 52. Doncor, qui ottima la giocata del terzino, che cerca Ruffino, che adesso può attaccare la porta, prova a rientrare sul sinistro ma viene fermato dall'ottimo lavoro del difensore genovese appena entrato. Poi la palla viene allontanata, messa laterale ancora Kus, che può giocare con il tempo. Doncor con le mani, sbaglia la rimessa, la Commare, poi allontana Sadotti, palla che viene superata, allontana la difesa. Poi Colombo con la testa, Randazzo con l'esterno che sbaglia il pallone, uno dei primissimi errori della sua partita. Tanto è stato impeccabile, anche per lui forse un po' la stanchezza. Lunga la palla, la aggancio, vuole puntare Randazzo, questa volta non abbocca le finte e si rifà dopo il passaggio sbagliato di prima. Iovino con le mani, poi in spaccata Ruvolo, lotta Lega ancora una volta e ottiene anche la rimessa dal fondo. Partita al momento magistrale del numero 6, fatto di tutto dal centrale al mediano, giocato bene in entrambe le posizioni. Di Salvo, buono qui il rilancio, poi la Comare capisce tutto. Colombo, Doncor, Fontana, poi la sovrapposizione del giocatore. Ancora ottimo frasseggio da parte del Kus. Di Salvo rischia un poco. Aiello allo spazio, vede centralmente Vitale, c'è Randazzo che sale sulla sinistra, viene servito infatti adesso. Ruvolo va verso il centro del campo, viene servito adesso ma con l'esterno, ma capisce ancora una volta Genovese, che è andato bene in partita anche lui. Poi palla centrale, c'è un buco per Sadotti che insegue la palla, poi Colombo. Trapane ancora in zona offensiva, Iovino la controlla, vede Sadotti. Ettari, anticipo di Liga ancora una volta. Ruvolo, sterzata, poi cambia gioco. Era ottima l'idea, forse un po' meno in realtà la realizzazione, con la Commare che aveva capito tutto. Infatti ha subito anche il fallo di Fontana, che aveva tentato di prendersi questa palla, ma molto complicata. Poi Doncor non vuole fare passare l'avversario, fa un grande lavoro. Fontana cerca Ruffino, che invece non è andato incontro, voleva la palla probabilmente nei piedi, invece il compagno l'ha cercato in profondità. Si sono capiti i due. Genovese, Doncor la tocca quel poco che basta per comunque riuscire a controllarla. Palla in avanti con la testa, allontana Genovese. Poi Doncor si infila. Ancora rimessa, minuto 48. Sta per arrivare il 49esimo minuto di gioco, mancano poco più di 3 minuti. Poi arriverà il triplice fischio di di gara, che potrà dare alle Kus un risultato importantissimo, quello che al momento dà l'8ª vittoria in campionato su 8 partite. Insomma, un risultato non da molti. Si gioca soltanto col cronometro adesso. Poi Sadotti prova la giocata a rientrare, ma fa buonissima guardia quella di stare il Kus e può ripartire con Vitale che cerca Ruvolo. C'è Ruffino al centro, vediamo se lo serve adesso, lo vede, il controllo mancato da parte dell'attaccante, che poi scivolata, non tocca il portiere, poi riesce comunque a calciare, ma invece lo tocca, perché sarà calcio di punizione battuto velocemente con Ruffino, che è anche ammonito. Un po' rischiato questa scivolata, e tentativo chiaramente di prendere la palla, ma l'arbitro avrebbe potuto anche vedere altro.
Poi Shweta Loria vede l'inserimento del suo compagno, ma ottima ancora una volta Di Salvo. Partita perfetta anche per il portiere, sempre molto attento, forse un po' rischiato con i piedi in realtà qualche occasione, ma partendo dal basso chiaramente qualche rischio va preso. Di Salvo se li ha presi tutti, ma ha fatto sempre molto bene. Viene battuto in avanti, Ruvolo la controlla con la coscia, adesso Vitale allarga il gioco molto bene su Fontana che può attaccare la porta, vediamo se la cerca. Allunga, palla perfetta per Ruvolo, è una buonissima idea questa. Palla leggermente troppo verso il portiere, ma grande palla comunque. Riparte il Trapani. Anticipo di Randazzo 2 volte, poi la botta molto potente. Commette anche fallo, ma si continua. Fontana, Ettari, gioco di prestigio. Poi si ferma. Allarga il gioco, poi imprendibile per i suoi compagni. C'erano 2 giocatori lì, però non è riuscito a servirli. Ha provato questa giocata. Vitale, una grande tecnica quella di Vitale. Appena entrato ha fatto vedere subito di che passo è fatto. Poi chiude Colombo, che guadagna anche un calcio di punizione al minuto 51. Manca soltanto un minuto e il Cos potrà festeggiare questa importantissima vittoria. Vediamo infatti in panchina i ragazzi abbracciati con Messina, anche gli altri pronti a scattare probabilmente verso il centrocampo non appena l'arbitro deciderà di fischiare 3 volte. Fontana si trova, pone Doncor, viene cercato Ruvolo con la testa, prova a controllarla, ma palla molto complicata. Poi Rufino ci crede, la tiene anche in campo con la sola, ha provato anche a guadagnarsi un calcio d'angolo, ma non ci è riuscito veramente per pochissimo. Un buon lavoro anche per l'attaccante, entrato al secondo tempo. Palla in avanti, viene servito la Commare che l'aggancia. Il capitano prova un'ultima giocata, manca veramente pochissimo. Probabilmente sarà l'ultimo rinvio su questo pallone di Di Salvo. Terminerà il match, mancano infatti 10 secondi. Rilancio del portiere, cercare Ruffino, sbaglia qui l'aggancio perché va incontro alla palla, ma arriva anche il tipico fischio del direttore di gara ed entrano infatti in campo i giocatori del Cus che vincono questa partita per 2-0. Grandissima partita, grandi gol sia di Chiarello prima, poi il secondo da parte di Ruvolo, entrato dalla panchina nel primo tempo, una scelta un po' insolita ma che alla fine si è anche dimostrata vincente per il tecnico che commenta grande partita con i suoi ragazzi. Vince 2-0, adesso è l'8ª vittoria in campionato su 8 partite disponibili per il Cus Palermo. Vince anche contro il Trapani, scontro diretto importante perché il Trapani si trova al 3° posto in classifica. Vi ringrazio per l'attenzione, qui da Marco Giudice è tutto, alla prossima.